Rieccoci insieme, siamo sempre collegati con Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio Veneto, il quale ha l'onore, e in questo caso anche l'onere, di rappresentare non soltanto i tantissimi commercianti che scalpitano, perché a parte il settore agroalimentare, alimenti, insomma beni di prima sussistenza, adesso da poco anche le librerie, il settore bambini, gli altri invece sono ancora fermi al palo, ma anche il settore della ristorazione, quella ristorazione che non è un take away oppure che non viene portata a domicilio, insomma è bella, estesa e molto articolata, che vive anche di attività, che vive benissimo però anche di turismo, e torniamo al solito discorso: se le persone si muovono, si spostano, diventano turisti anche del proprio territorio, queste funzionano, altrimenti c'è poco da fare. E soprattutto, io poi ho parlato con varie persone, tanti avrebbero il desiderio anche di andare al ristorante, ma se andarci con l'angoscia oppure magari chiusi dal plexiglass non hanno nessuna voglia di farlo, e col terrore di trovarsi i prezzi aumentati con la crisi che tutti hanno subito, perché le partite IVA eccetera, vabbè, hanno vissuto con 600 euro se tutto va bene, non possono neanche permetterselo. Quindi ci sono queste serie di fattori. Il settore di ristorazione, altra noce, Presidente. Sì, il settore della ristorazione è un settore che ha sofferto per primo, perché è stato appunto uno dei primi a chiudere e sarà uno degli ultimi a aprire, e con delle restrizioni importanti, e quindi anche là bisognerà che lo Stato si faccia carico di dare un aiuto a queste imprese, perché non parliamo solo di ristoranti, ma anche alberghi che hanno appunto il ristorante. Saranno secondo me un bagno di sangue, perché tantissimi collaboratori o dipendenti di questi ristoranti e alberghi saranno lasciati a casa, perché se uno ha 100 tavolini in questo momento, 100 tavoli, se domani tu lo obblighi a averne 30, chiaramente viene a mancare una certa fetta di lavoro, e quindi di conseguenza devi fare dei tagli in azienda. Ormai conosciamo tutti quali sono i dipendenti per primi, e quindi abbiamo anche questo tipo di responsabilità di cercare di salvare il più possibile posti di lavoro. Ecco perché noi vogliamo assolutamente mettere in sicurezza i nostri locali, in modo che si possa quasi garantire, non dico il 100% della frequentazione nei ristoranti o negli alberghi, ma una buona parte dobbiamo assolutamente salvarla, perché altrimenti avremo un tal numero di persone disoccupate che farà paura. Assolutamente. Ecco, io non oso pensare a settembre, non oso pensare a ottobre, quando dovrebbe essere il momento della ripartenza, e invece magari può essere il momento del tonfo. Questa è la vera mia preoccupazione. Ecco, voi come Confcommercio, anche poi magari a livello nazionale, se vi siete trovati, o comunque un confronto tra varie attività produttive nel territorio regionale, se non altro, avreste fatto delle proposte sulle modalità di riapertura di questo settore ristorazione, e poi settore anche hotellerie, che non è di poco conto, visto che l'estate è qua davanti a noi? No, noi ci stiamo lavorando come associazione per cercare di dare più risposte possibili, e anche di diciamo, trattare con insomma, i politici per avere delle risposte. Anche oggi abbiamo fatto un incontro qui in Ascon, a Padova, con il senatore, per chiedere a lui di intercedere appunto con il governo per capire come si può applicare tutta una serie di situazioni che ad oggi sembrano insormontabili, ma noi vogliamo assolutamente che queste vengano affrontate con molta diciamo, tranquillità e sicurezza per i nostri clienti, ma soprattutto avere la possibilità in qualche modo di mantenere il posto di lavoro per i nostri dipendenti. Questo per noi è fondamentale. Ecco, l'idea, non so, dei plateatici molto estesi, quindi utilizzare piazze, spazi esterni dove questo è previsto, anche in deroga a certe restrizioni che magari per esempio a Padova erano state prese in passato dall'autorità comunale. È possibile secondo lei usare strategie? Allora, non lo so. Sì, allora dove ci sono possibilità di ampliamento penso che col Comune si possa trovare
diciamo la formula giusta per dare più spazio e ampliare il pilato attico. Dove non ci sono spazi grandi, chiaramente dovranno ridurre i posti. Però il problema dei bar è un problema anche questo da affrontare con molta chiarezza, perché noi abbiamo delle caratteristiche, che abbiamo dei bar che sono piccoli, sì. sono piccoli, quindi hanno anche non hanno un'entrata e un'uscita, hanno un'unica entrata, ok? E se uno deve fare un caffè per ogni persona che entra, ok? Metti che possa fare nell'arco di una giornata, fatto 2 conti proprio matematici, può ospitare 100-120 persone, ok? Il tempo di bere un caffè, il tempo di mangiare una brioche, uno se perde anche i 10 minuti, fai 100-120 persone al giorno, sono 100-120 euro al giorno di incasso. Qui qualcuno mi deve spiegare come può tenere aperto un locale di questo tipo qua. Quindi avremo una moria di locali piccoli, ok, che sono impressionanti. Ricordiamoci che questi imprenditori, questi locali sono nati quando c'è stata quella famosa crisi, ok, che sono fuoriusciti tutti dall'industria e si sono messi a fare gli imprenditori la partita IVA, e adesso con la stessa semplicità li buttiamo fuori così. Io dico che dobbiamo assolutamente essere attenti a fare delle decisioni così drastiche. Dobbiamo difendere anche questi piccoli imprenditori, però, ecco, questi che si guadagnano da vivere onestamente. In che modo? Perché al di là di tutto il prestito dei 25, decreto liquidità, prestito di 25.000 euro, prestito se non erro al 2% di interessi, contrattato con le banche, ed è abbastanza complesso, non è proprio così facile, accessibile per tutti, e poi si tratta sempre di prestiti. Soldi a fondo perduto sembra che possano essere stanziati, però fino a un certo punto, perché tanto sappiamo che non ce ne sono di soldi. Abbiamo visto anche il blocco dei 600 euro, tanti ne saranno tagliati fuori, 600-800 che dir si voglia, con questa tornata ne saranno tagliati fuori tantissimi professionisti. Quindi come si può fare? Cioè, che cosa avete bisogno? Si può fare, si deve, no? Cosa si può? Si deve fare, perché le imprese hanno bisogno di soldi a fondo perduto. Questo non è assolutamente una cosa sormontabile o che non possa essere fatta, si deve fare. Devono dare i soldi a fondo perduto, perché? Perché se un'azienda, un'impresa è stata chiusa 60-70 giorni, okay, non ha più l'ossigeno, il sangue per poter continuare, e poi non si devono preoccupare lo Stato centrale solo esclusivamente di fare l'imprestito dei 25.000 euro che devono servire magari per pagare le tasse, perché le tasse, i soldini se li sono mangiati gli imprenditori in questi 60-70 giorni, non hanno più soldi da pagare, e basta solo che lo Stato, l'Agenzia delle Entrate prema un pulsante e vede subito quanto possibilità di finanza ci sono nelle imprese oggi. Questa è la verità. Allora è inutile che uno che ha già dei problemi per conto suo vada a fare un imprestito per aprire un negozio che è stato chiuso per decreto legge. No, deve essere lo Stato che si preoccupa di mantenermi vivo questi 60 giorni, di potermi mettere in condizioni di ripartire. Se lo Stato non fa questo, io la vedo dura che molte imprese ripartiranno. E qui ricordiamoci che parliamo sempre di famiglie. Assolutamente. Lei ha accennato un altro discorso appunto della sospensione delle tasse, cosa che vabbè, dopo comunque ti trovi tutto il blocco da pagare, per i canoni invece di locazione. Questa è un'altra questione abbastanza importante, anzi molto importante, perché ci sono da un lato, al di là del caso che possano essere le banche a dare in locazione, vabbè, sono sistemi diversi, però in molti casi sono privati che a loro volta hanno tasse da pagare, che danno in locazione lo spazio per occupazione di negozio, attività commerciale, eccetera, e che magari calcolano di poter vivere con parte di quello che ottengono da questo affitto di canone di locazione mensile. Al di là, dico, delle speculazioni o delle grandi strutture, questo è un altro problema, perché se il negoziante non riesce o il ristoratore non riesce a pagare lo spazio a disposizione, non riesce neanche a utilizzarlo, è una catena anche qui.
Sì, appunto, qui ci vuole, diciamo, il buon senso di capire che il commerciante, se non paga l'affitto, non ha i soldi da pagare l'affitto, non è per colpa sua, è perché in questa situazione il negozio è chiuso. Noi abbiamo mandato anche una lettera come Confcommercio Veneto al presidente Zaia, che mettano dei fondi a disposizione per cercare di venire incontro a sia il locatore che anche al locatario, in modo da non creare nessun tipo di, diciamo, di problema, okay? Perché magari, appunto, come diceva, che questo qui ha magari il mutuo da pagare o ha tutta una serie di spese da pagare, e sia il commerciante che anche lui a sua volta, non avendo nessun tipo di entrata, deve pagare magari una metà di una parte dell'affitto. Quindi è una situazione, ripeto, che non è né colpa né del commerciante in questo caso, e né colpa neanche del proprietario. È una situazione che si è creata, okay, questo virus, e quindi o lo Stato o la Regione o qualcuno si deve far carico per insomma, mantenere queste situazioni. È inutile, ci siamo tutti in mezzo, non è che nessuno è immune a questa situazione, qui ci si rimette tutti, non c'è che qualcuno ci rimetta e qualcuno ci guadagna. Magari abbiamo già visto situazioni diverse che magari qualcuno l'ha fatta da padrone perché i supermercati sono andati bene e il resto d'Italia invece è stato chiuso. Bene per loro, però. Infatti, ma ecco, questo che senso, la piccola distribuzione, i piccoli negozi, quelli che sono stati aperti, il settore alimenti, sono andati meglio, hanno recuperato in virtù del fatto che era agevolato l'attività di vicinato? Guardi, forse finalmente si è scoperto il negozio di vicinato e si è visto che valore ha il negozio di vicinato, e quindi questo, al di là della disgrazia, al di là dei profitti, è veramente un capire in questo momento di grande difficoltà l'utilità del negozio di vicinato. Questo per noi è stato una cosa molto ma molto importante, perché valorizzare il negozio di vicinato quando è là l'imprenditore che anche lui rischia la sua vita, perché ricordiamoci, tutti quelli che hanno lavorato, bisogna anche dire che sono stati dei coraggiosi, perché sul momento dove c'era una situazione di panico generale e qualcuno che ha tenuto aperto la propria attività, comunque ha rischiato anche di prendersi il virus. Quindi io dico che i negozi di vicinato spero che non siano dimenticati appena passa questa burrasca, che non siano abbandonati a se stessi, ma che siano valorizzati per il ruolo che hanno nella socialità. Ecco, sempre nel settore commercio, settore moda più che altro, però commerciale, molti temono che, vabbè, persa la stagione primavera, adesso si arriva con l'estate, però ricominceranno con i saldi. Ecco, e questo è un altro tema che affronteremo nei prossimi giorni. Con gioia dei consumatori. Sì, appunto, perché adesso se dopo un momento di difficoltà così dobbiamo cominciare subito con i saldi, diventa un po' drammatica la cosa. Anche perché mi sento di dire che nonostante tutte le difficoltà che ci sono state, okay, hanno lasciato e permesso soprattutto ai grandi gruppi mondiali, okay, come Amazon o altri gruppi, di continuare a fare il proprio lavoro. Ecco, qualcuno mi deve spiegare se questa non è concorrenza sleale, perché io devo chiudere e questi possono tranquillamente fare il loro lavoro con tutti i furgoncini che giravano come pazzi per tutto il nostro territorio. Quindi sono tutte situazioni che sinceramente non le ho capite. Non le ho capite se la chiusura doveva essere di garanzia per tutto e per tutti, perché vedevo che anche questi qui giravano senza tante protezioni oltretutto, e quindi mi sono meravigliato di questa presa di posizione del governo, insomma, lasciare liberi, sapendo che c'è gente che soffre e quindi c'è gente che non ha reddito, ci sono dipendenti a casa magari che vendono quel prodotto che vedono che magari gli è consegnato a casa
da online non è stato tanto una bella cosa, insomma. Quindi, anche perché sappiamo che questi signori qua non è che aiutano l'economia, no, perché magari pagano le tasse in qualche altro posto, e quindi io devo sostenere il mio paese perché è un dovere che ho, e questi signori, ok, la fanno da padroni e oltretutto pagano le tasse in qualche altro posto. Assolutamente. Con il fatto che è messo in discussione il turismo, non si sa ancora, si spera di sì, per carità, che si potrà uscire dalla regione, quando, come, eccetera. Comunque già siamo in primavera inoltrata, c'era la Pentecoste che dava un grosso nutrimento a tutte le attività commerciali, che dir si voglia. Questa invece sembra che la perdiamo in pieno anche flussi turistici importanti, si sta creando questo corridoio privilegiato che ci vede tagliati fuori per quanto riguarda i tedeschi e non soltanto. Voi avete fatto a spanne una valutazione del tipo di danno che ne potrà derivare dalla mancanza di turisti proprio? Guardi, allora noi abbiamo fatto un calcolo un po' con lo spanometro perché è difficile, riesci, però noi abbiamo perso la parte dell'anno più importante. Noi abbiamo perso appunto la primavera uscendo da un periodo di saldi che era il mese di febbraio, ok? E abbiamo perso tutta la primavera e adesso stiamo perdendo l'estate, e turisticamente parlando non sappiamo se abbiamo perso anche il 2020. Noi speriamo di no, noi ci prepareremo, faremo tutto il possibile, però se non verranno aperte appunto la possibilità tra regione e anche corridoi magari esteri, sarà molto difficile per noi sostenere questo periodo qui, perché ricordiamoci che gli alberghi non sono mai stati chiusi, sono stati chiusi per un fattore naturale, la mancanza di clienti. Quindi è una cosa che va valutata molto bene, perché anche lì ci sono migliaia e migliaia di occupati, sono alberghi importanti, parlo anche magari della riviera nostra, da Jesolo a su, ma parlo anche di Abano, Montegrotto, tutti i paesi termali, tutta la montagna nostra, e quindi per noi è un danno irreparabile questo, non è che riusciamo a recuperare, non si recupererà niente, questo è perduto. E quando si parla di perduto, ok, sono soldi buttati al vento. Fine. Dobbiamo ripartire, dobbiamo rigenerare tutta la nostra credibilità, far capire che questo paese e questa Italia, ma soprattutto anche il Veneto, sta diventando uno dei posti più sicuri, uno dei posti dove il lavoro è stato fatto con molta serietà. Qui abbiamo visto che la curva è calata per prima, noi abbiamo visto che il popolo veneto si è impegnato fortemente, non se ne è fregato di questa situazione, l'abbiamo fatta con molta serietà e l'abbiamo affrontato con molta serietà. Adesso dobbiamo anche essere premiati della nostra serietà e dobbiamo essere premiati, ripeto, sempre in sicurezza, per dare risposte alle nostre imprese e ai nostri imprenditori. Noi dobbiamo assolutamente adesso premiare. Mettere in sicurezza le nostre imprese vuol dire anche essere attrattori di gente come Austria, Germania, paesi nordici, dove che loro magari sono entrati per ultimi e sono usciti per primi, che non ho capito come, però loro si possono muovere, bene, perfetto, che vengano pure nel nostro paese, perché noi siamo preparati per accoglierli, come sempre. Ecco, voi sareste favorevoli a delle differenze regionali degli spostamenti, delle aperture, eccetera, un po' l'azzardo della Calabria, che poi, se non erro, è stato impugnato dal governo, comunque viene contestato, è un qualcosa che dà un input in un certo genere, quindi regioni che avranno dei segnali non positivi per quel che riguarda la contaminazione dovranno tenersi un po' più ristrette, altre invece più virtuose, sperando di essere noi tra queste, potranno azzardare di più. Sarebbe favorevole a questo oppure sì. no? Beh, abbiamo visto tutti, insomma, no? Che ci sono regioni che sono state molto più virtuose dal punto di vista sanitario o fortunate, non lo so. Altre regioni invece che sono ancora su una situazione di guardia, e quindi
Qui non possiamo legare tutto a tutti, dobbiamo avere questa, diciamo, flessibilità da parte dei governatori, dove se sono riusciti a fare un lavoro e fortunati ad avere una sanità importante che ha agito su un certo modo, dobbiamo dare anche la possibilità a questa regione di poter cominciare a lavorare, se no altrimenti se aspettiamo di avere insomma zero contaminazione, io penso che non ce la faremo a sopravvivere, penso che quello potrebbe essere la chiusura totale di questo paese, e questo noi non vogliamo che succeda. Ecco perché diciamo ai governatori, allo Stato: fate le cose per bene, date le indicazioni, ma questo qui manca proprio lo spirito nazionale di dire: signori, sì, abbiamo una situazione di emergenza e come tale deve essere trattata. Se ci sono regioni che hanno delle difficoltà, devono essere aiutate per uscire, ma quelle che non hanno più o non ci percepiscono più, ok, che sono in forte calo questa contaminazione, quelle dobbiamo liberarle un po', perché altrimenti diventa veramente difficile. Questo però è responsabilità dello Stato centrale, perché se lo Stato contesta o impugna, c'è a un certo punto la regione ha le mani legate, perché come dicevo la Calabria adesso insomma ha tentato difatti il governatore Zaia ha fatto quello che era possibile fare, forse qualche volta si è spinto anche oltre, quindi diciamo che io l'ho sentito più di qualche volta e lo devo anche ringraziare per quello che ha fatto, perché devo dire che insomma, primo, l'informazione costante tutti i giorni e tutte le sere sulle televisioni, okay, per informare il popolo di quello che stava succedendo e di cosa dovevamo fare, quindi avevamo indicazione in tempo reale di tutte le situazioni, sia di quelli che magari sono mancati, ma anche di quelli come andava i ricoveri e tutto. Quindi non è questo, però vedendola non più sotto l'aspetto, diciamo, sanitario, vedendola sotto l'aspetto economico, io dico che anche qui deve essere la stessa identica cosa e dire: bene signori, guardate adesso come sta succedendo, no? Che gradualmente si rimette in moto la macchina, però qualche acceleratina in più deve essere data, perché altrimenti il tempo è andato troppo lungo, perché noi siamo stati i primi, perché con Vo abbiamo chiuso un po' per la paura, un po' perché c'era questo allarme, ma non è che ha chiuso solo il paese di Vo, ha chiuso un po' tutto, ha chiuso un po' tutto. Padova era chiusa, non è che Padova fosse aperta. E quindi noi subito abbiamo cominciato ad avere questo rispetto delle regole. Ecco per cui dico: bene, noi siamo stati fortunati da questo punto di vista, bene, adesso acceleriamo nella ripresa. Dopo le altre regioni ci seguiranno, sono sicuro. L'importante è che comunque anche in questo inizio di seconda fase, che dir si voglia, le persone siano molto attente e responsabili, i cittadini in generale, perché altrimenti dopo si torna indietro. Questo è fondamentale. Questo è fondamentale. Però penso che nessuno abbia voglia di ammalarsi. No, però guardi, nessuno penso purtroppo che abbia voglia di andare a prendere o cercare il virus per andare a prenderlo. No, però c'è tanta gente che le mascherine non se le mette, che si trova con altre persone e che trasgrediscono alle regole. Ce ne sono tanti, anziani e non anziani, stranieri che sono nel nostro territorio. Questi se ne vedono tanti in giro e questo che dopo fanno il male degli altri. Che dobbiamo farlo, ma è quello che anche c'era un po' venuto in mente anche a noi come associazione, di creare, per mettere in sicurezza anche i nostri negozi, dove era possibile mettere degli steward sulle strade, per se qualcuno non ha la mascherina, di dirgli: ti devi mettere la mascherina, devi avere i guanti o il disinfettante, devi rispettare le regole. Se non rispetti le regole ti segnalo. Assolutamente. Questo è quello che dobbiamo fare. Ecco, questo potrebbe essere la gente a avere rispetto degli altri. Assolutamente, questa potrebbe essere un'idea, un suggerimento, una proposta che potrebbe essere utile, se non altro avvisare, in modo che le persone a forza di insistere imparano e qualcosa si può migliorare. Presidente, io la ringrazio. Questa è la prima volta che lancio quella di Stuart, quindi l'ho lanciata a te. Benissimo, ecco, benissimo. Ci fa molto piacere, comunque è un'idea come la GDO, no? Che hanno mi è venuta ragionando così, mi è venuta ragionando. No, ma effettivamente è un'idea, cioè uno va in centro città
purché possa passeggiare, se si scorda o non, almeno c'è una persona che gli ricorda questo, in modo tale che poi, se per caso entra nel negozio, ci entra a berne correttamente e non è in imbarazzo la commessa a doverglielo dire, che con tutto quello che comporta, perché è anche quello il problema. Abbiamo tanti ragazzi in giro, magari può essere il motivo per cui magari si guadagnano qualcosa. Anche i distretti del commercio potrebbero assumere queste figure. Bravissima, arrivavo proprio là. Anche quei distretti del commercio si può fare un'azione di questo tipo qua, che insomma in questo momento di emergenza, in questo momento non è che ho in mente di rifare una piazza o di fare chissà che cosa. Adesso bisogna portare la gente in strada, la gente deve tranquillamente vivere, passeggiare, però lo deve fare in tranquillità. Ecco perché dicevo che sarebbe opportuno mettere in strada appunto degli steward che accompagnino o se no mettono in allerta qualcuno che vuole entrare, perché troviamo di tutto in giro, qualcuno che vuole entrare nel negozio senza la mascherina o senza i guanti. Non è che il gestore deve uscire dal banco, prenderlo, mandarlo fuori. Se c'è lo steward dice: guarda che tu non puoi entrare, se no chiamo le forze dell'ordine. Assolutamente, come nei supermercati. Perfetto, guardi, le ringrazio tantissimo, le auguro buon lavoro, buon proseguimento. Naturalmente ci aggiorneremo, perché dobbiamo tenerci aggiornati periodicamente, in modo tale che anche i nostri telespettatori, che siano della categoria stessa oppure che siano comunque clienti potenziali tali in attesa di avere qualche novità, siano informati un po' su tutto. Presidente, grazie ancora. Grazie dell'opportunità. Grazie a lei. Cari telespettatori, io vi lascio adesso alla pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo insieme con un altro approfondimento con un ospite.